Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Diritti Negati. Saluto subito l'avvocato Pierpaolo Rodigliero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato. Bentrovati. Avvocato, saluto la nostra consulente Mariella Ippolito. Bentornata, dottoressa Ippolito. Salve, bentrovati a tutti. Beh, oggi parleremo di un po' di tanti argomenti. Chiaramente stiamo vivendo, avvocato, un periodo difficilissimo. Questa è una trasmissione che si chiama Diritti Negati e stiamo assistendo alla negazione davvero dei diritti del popolo ucraino in queste ore. Veramente c'è una mobilitazione a livello internazionale, anche in Calabria si stanno raccogliendo gli aiuti per i profughi dell'Ucraina, ci sono tanti comuni che stanno davvero mettendo a disposizione strutture proprio per accogliere i profughi che arriveranno anche qui in Calabria, e c'è questa raccolta di generi di prima necessità che appunto saranno inviati a questa popolazione che sta davvero soffrendo. Oggi anche tra l'altro la giornata del nuovo tentativo di negoziati, e chiaramente speriamo tutti che la diplomazia riesca davvero a far cessare il fuoco, insomma, sulla popolazione. Sono morti davvero tanti bambini, tanti civili, quindi è un momento difficilissimo. Non so se poi più tardi nel corso della nostra trasmissione faremo vedere le immagini che tra l'altro abbiamo mostrato anche nel corso dei nostri telegiornali, proprio dei pacchi che sono stati raccolti qua in Calabria pronti per partire verso l'Ucraina. Quindi chiaramente un'apertura doverosa di questa trasmissione, perché davvero sono diritti elementari quelli che sono negati in queste ore. Diritto all'abitazione, a sopravvivere, quindi all'alimentazione, perché adesso arriveranno anche qua in Calabria, da stanotte penso che arriveranno i primi pullman, e quindi tutte le amministrazioni, per quello che possono fare con i loro assessorati alle politiche sociali, dovranno, diciamo, mettere a disposizione le strutture, se le hanno, oppure Ci sono tante tutti famiglie quei davvero, servizi. avvocato, in questi E poi casi ecco. tutte le famiglie. Ci sono i comuni che stanno raccogliendo soprattutto per i minori. Molti non sono accompagnati, ecco, hanno già messo a disposizione diciamo una raccolta di persone, di famiglie che sarebbero disposte Certo. all'accoglienza. L'accoglienza significa farli vivere in casa loro, quindi nutrirli, vestirli, eccetera, eccetera. Certo. Che questo Abbiamo è una già cosa giusta, una... doverosa da fare. Certo, abbiamo già una telefonata e vedremo se riusciremo poi nel corso di questa trasmissione a mandare queste immagini che ci arrivano appunto da diversi centri della Calabria. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto, buonasera, chiamo dalla provincia di Reggio Calabria. Benvenuto intanto, prego. Grazie. Praticamente io ho un congiunto, una sorella, che è stata riconosciuta al 100% invalida. Sì. E gli hanno assegnato l'assegno mensile della 104, l'accompagno. Ok. Ora, desidero sapere se il marito che l'assiste ha diritto, se c'è qualche bonus, qualcosa. Il caregiver, insomma, il bonus sui caregiver, giusto? Sì, lo abbiamo già detto. Il caregiver sono praticamente le persone che assistono familiari, naturalmente, che hanno bisogno, soprattutto in particolare le persone anziane, e quindi prestano assistenza, e praticamente vi è un bonus che è legato anche al reddito che viene prodotto in favore della persona che è assistita, no? Quindi più è basso e più si prende di bonus. E ci sono queste somme che vengono riconosciute a queste persone che assistono. Poi viene una differenziazione se assistono a tempo pieno, se assistono
a tempo, diciamo, non è un lavoro perché non è inquadrato, non è una badante, diciamo, il caregiver. Queste persone se lo fanno a tempo pieno o meno, varia anche lì l'importo. Nulla c'entra che praticamente la persona anziana, abbisognevole di attenzione, di assistenza, non di cura, di assistenza, abbia l'indennità di accompagnamento e anche l'assegno mensile collegato allo stato di invalidità al 100%. In questo caso non è capace di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui viene riconosciuto l'indennità anche di accompagnamento. Prego. Se posso, avvocato? Certo. Allora, mia sorella ha 75 anni e è andata, perché abita a Varese, è andata al patronato e gli hanno detto che non gli compete niente, che non gli tocca niente, che non c'è nessuna legge. No, Oddio, no. Come no? La legge c'è. Cioè, anche la dottoressa Ippolito che insomma sta seguendo appunto molte persone che sono rivolte sul sito dell'INPS, molto semplicemente. No, quando si dice la legge non esiste, no. La legge non è conosciuta, quindi quello è stato un patronato praticamente. Ma il patronato... Dottoressa, i bonus caregiver sono dei fondi esistenti, bisogna fare apposita domanda tramite, come diceva poc'anzi l'avvocato Rodigliero, sul sito dell'INPS. Naturalmente ci sono dei tempi di presentazione e anche vale fino ad esaurimento dei fondi, però assolutamente c'è la legge, ci sono i fondi, ci sono dei requisiti che vanno rispettati per poter accedere alla domanda, ripeto, su modulistica presente sul sito INPS. L'invio è comunque telematico, quindi assolutamente c'è. Quindi il nostro telespettatore però davvero si trova davanti a questo muro, è andata al patronato e gli hanno detto no, non è possibile. Sì, ma noi abbiamo avuto, adesso si è regolarizzato, noi abbiamo avuto per 2 anni che c'erano molti patronati che non ricevevano le domande per l'ISEE corrente. C'era gente che aveva bisogno dell'ISEE corrente, che si ha l'ISEE corrente perché sappiamo che l'ISEE fotografa la situazione economico-sociale del nucleo familiare di 2 anni precedenti, mentre invece se qualcuno ha avuto una diminuzione di reddito più del 25% o una modifica proprio del nucleo familiare, per cui c'è un decremento proprio reddituale o ha perso il posto di lavoro, naturalmente ha bisogno, per accedere a molti servizi, a bonus, eccetera, eccetera, dell'ISEE corrente. Noi per 2 anni abbiamo combattuto perché c'erano patronati che non recepivano quello che diceva davano la legge. Queste risposte, non esiste, per cui, non più è vero. che dirvi cambiate patronato. Certo, comunque la legge c'è. Però sì, basta che sul sito dell'INPS chiunque ormai è in possesso di un cellulare, quindi con un collegamento internet per cui può accedere, il patronato è la via più semplice, perché il patronato vi fanno la domanda online. Io vorrei chiedere alla dottoressa Ippolito quante richieste avete seguito voi, insomma, giusto per capire se c'è questa richiesta. Allora, non sono tantissime le richieste che abbiamo seguito, nell'arco di un'intera annualità siamo arrivati più o meno a una quindicina in totale. Quindi questo è più che altro, come d'altronde anche il bonus asilo nido, sono 2 misure che anche se esistenti non vengono molto ricercate, non sono molto ricercate o forse magari non c'è abbastanza informatizzazione in merito alla misura vera e propria. Sono andate a buon fine queste richieste che avete? Sì, sono andate a buon fine. Sì, ecco, sì, quindi sì, insomma sì. per dire che esistono. Quindi se al nostro telespettatore da Reggio Calabria gli hanno detto no, non è vero, non esiste la legge, insomma bisogna cambiare patronato. Sì. Bisogna cambiare patronato. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Da Crotone. Benvenuto intanto, prego. Grazie. Volevo parlare con l'avvocato. La sta ascoltando, eccolo. Sì. Allora, siccome io ho
un nucleo familiare da 4 persone, io e mia moglie e 2 figli disoccupati. Siccome ho un reddito di 18.000 euro e mi hanno detto al patronato che non ho diritto a niente, volevo sapere se posso fare qualcosa. Allora, purtroppo con questo reddito non ci sono benefici ulteriori, cioè ulteriori, non ce ne sono perché per una questione di reddito. Anche vostra moglie, quando avrà l'età, anche se non ha versato contributi per avere, diciamo, la cosiddetta pensione di anzianità, praticamente con il reddito vostro praticamente non accederà assolutamente a nulla. A niente. È troppo, paradossalmente, è troppo alto il reddito che avete. Anche se benissimo siete 4 persone, certo. Però questo, 4 persone. Sì, però questo purtroppo è. No, poi volevo sapere, siccome io ho il 90% di invalidità, no? Mia figlia ce n'ha il 75%. Non posso accedere a nessun buono, diciamo. No, se vostra figlia c'è il 75, come sapete, dal 74 al 99% ha diritto all'assegno di invalidità. Però penso che già lo percepisce. Sì, lo percepisce quello. E allora ha tutto quanto quello che è collegato, diciamo, a questa invalidità, che praticamente c'è il 75, dal 74%, cioè ha tutto quello che... ulteriori bonus però certo. Economici no. Cioè economici no, già lo percepisce. Già percependo questo assegno di invalidità, soltanto le esenzioni, insomma i vari benefici. All'assegno mensile di invalidità, è vero? Sì. Per cui soltanto questo, diciamo, è quello che viene garantito. Va Quindi bene. se c'ha questo tipo di... Un'altra cosa, Dite. avvocato, siccome io avevo il 100%, Sì, mi sente? vi sento, sì. Avevo il 100%, poi 1 anno e mezzo fa io sono andato in pensione regolare, no? Viene sostituito. Ah, quindi certo. non mi toccava niente dell'altra pensione, no? No. Quindi la legge è questa. La legge è questa. Va benissimo, la ringrazio. Grazie a lei, un abbraccio da parte nostra. Insomma, ci sono davvero tantissime situazioni, no? Con un reddito di 18.000 euro per lo Stato si è ricchi, ma quando si trova a fare i conti con una famiglia di 4 persone che non lavorano, quindi diventa tutto in proporzione, no? Bisogna vedere le varie prospettive, perché ci sono anche persone, diciamolo, che non hanno neanche, non arrivano neanche a 500. Non c'è inclusione verso il basso, Ecco. la riforma delle pensioni deve essere su questo, quindi tagliare le pensioni alte, togliere la pensione con il vitalizio, il cumulo, i cumulo pensionistici vanno tolti, perché la diseguaglianza sociale è proprio questa delle telefonate che abbiamo. Purtroppo l'ente previdenziale non ci sono i soldi per rendere dignitosa la vita alle persone che hanno c'è gente che con 1.800 euro al mese, 4 persone, c'è gente che, diciamo, è diversa avere una pensione di 10.000 euro. Certo, è chiaro. Intanto salutiamo chi è in linea, ci sono persone che non arrivano neanche a 500 euro Appunto. Di pensione. Salutiamo chi è in linea, pronto? Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Allora, io vi voglio fare sapere, 3 settimane fa avevo telefonato che mi avevano tolto 400 euro dal reddito di cittadinanza, sì. Il mese di gennaio. Adesso me l'hanno restituiti. Come ha detto la dottoressa Ippolito, prego. Eccola, sì, perché ci sono stati problemi nell'erogazione dei redditi. Ma come mai? Adesso vi risponde. Allora, Adesso vi risponde. Era una telefonata che ci aspettavamo sicuramente nella giornata di oggi, perché l'INPS ha riconosciuto esserci stato un errore in molte erogazioni del reddito di cittadinanza del mese scorso, per cui ha segnalato questo, diciamo, disguido
e ha comunicato che avrebbe fatto il ricalcolo su tutte le posizioni e avrebbe restituito, quindi avrebbe ridato la parte che non era stata riconosciuta a tutti i percettori che naturalmente si erano ritrovati decurtare indebitamente questo importo. Ecco. Quindi è stato un errore dell'INPS. Riconosciuto da parte loro e a quanto pare nella mensilità stanno già rientrando tutti i pagamenti, quindi stanno riconoscendo la parte vecchia, in più stanno erogando la mensilità per come ognuno ne ha diritto. Come il nostro telespettatore, che ringraziamo per questo aggiornamento, perché è importante. Sì, io ci tenevo a farlo sapere. Un'altra cosa, siccome mia figlia nel 2020 ha lavorato 8 mesi all'ospedale, poi l'hanno licenziata e prendeva 700 euro con l'affitto di casa, adesso ci hanno tolto 250 euro, ma queste forse non saranno restituiti perché ha lavorato. Quindi c'era un reddito. In questo caso non ci sarà, diciamo, è giusto perché è stato fatto un ricalcolo sulla posizione di vostra figlia. Sono state calcolate le 8 mensilità che ha preso i 700 euro, quindi sul reddito di cittadinanza hanno redistribuito, quindi hanno calcolato la misura in base a quello che vostra figlia ha percepito come reddito. Quindi in questo caso non è uno sbaglio, è corretta. Immaginato, sì. Ecco, quindi è giusto il calcolo che è stato fatto in questo caso. Grazie. Senti, l'ultima cosa, ma io siccome ho l'accompagnamento 100% totale, ma bonus ce n'è? Lo posso fare qualche bonus? Quale bonus? Qualche bonus se rientro, se c'è qualche bonus che posso rientrare. Lei ha già l'indennità di accompagnamento? Sì. Okay. Voi siete al reddito di cittadinanza? Sì. E avete già i bonus in automatico. Va bene. Tutti i bonus che avete gas, energia. L'età del telespettatore? Quanti anni ha? Glielo possiamo chiedere? 62. 62. 62? 62. Sì. Vabbè. Siete iscritti automaticamente nelle liste protette, ma diciamo, e quindi questo è, avete tutti i benefici tipo gli ausili e protesi gratuite che l'avete dal 33% in poi, questo dell'iscrizione alle liste protette dal 45% in poi, l'esenzione ticket ce l'avete? Questo volevo sapere, io dal 66% in poi avete l'esenzione del ticket. Ma io però quando faccio una visita io devo pagare. Al 100%? Lei ha l'invalidità al 100%? Sì. No, ma sì. l'esenzione scatta dal 66%. È al 100% il nostro telespettatore. Sì. No, se io faccio una visita, prendo delle medicine, devo pagare. Ma dipende che medicine vi andate. Allora, se prendete il se prendete il principio attivo non pagate, se prendete il farmaco, quelli originali, insomma. Il griffato. No, l'originale. Chiedo scusa, io ho capito il 100% di invalidità, giusto? Sì, con l'accompagnamento. Con l'indennità di accompagnamento, quindi non dovrebbe pagare le visite che vengono fatte nelle strutture sanitarie pubbliche. Ma dal 66% in poi c'è l'esenzione. Qualche cosa me la fanno pagare. L'esenzione dal ticket è dal 66% in poi di invalidità civile, dal 66% in poi c'è l'esenzione. Al nostro telespettatore al 100% gli quindi fanno pagare le visite. Il medico curante vostro lo sa quando prescrive. Non ricordo se è C01, adesso non ricordo bene il codice di esenzione. Non lo so, tante cose, avvocato. E perciò lo deve sapere lui. Ma sicuramente lo sa. Voi si hanno esenzioni per che cosa? Per patologia che vi attribuiscono un codice. Per patologie dovrebbe essere C01. E per l'esenzione si ha dal 66% compreso in poi, c'è l'esenzione dal ticket. Io vi dico sì. Io per esempio avevo bisogno, dovevo andare mi devo tirare 2 denti, no? Sì. E siccome non posso trovare quell'attestato L05
E il medico mi ha detto, o te lo vai a fare o trovi, se no deve andare a un dentista, te lo fanno perché tramite il medico curante, non è che uno che ha il 100% di invalidità l'accompagnamento va girando uffici, questo no, a parte che si può fare tramite assistente. Ma tramite telefono, perché io non esco molto. O tramite, voi veramente non dovreste uscire perché dovreste essere, essere in grado di compiere gli atti della vita. Tramite il telefono. Certo. È tramite il telefono, però è il medico curante che può fare ciò. Se avete perso la certificazione. Non riesco a trovare questa maledetta un foglio che c'è scritto 05, che serve proprio per... Ma siete registrato presso l'ASP di competenza? Siete registrato col vostro codice fiscale tutto quello che hanno fatto, tutto quello che è di origine pubblica in materia sanitaria? E il medico mi ha detto che se non trovo questo foglio... E il medico invece deve fare lui la domanda perché se l'avete smarrito. Quindi... Non vi dico di cambiare medico, però insomma, ecco, il medico di famiglia. C'è stato una comunicazione errata fra voi, il medico di famiglia. Sì, ci sarà stata qualche comunicazione errata, perché se si ha il 100% indennità di accompagno, comunque l'invalidità al 100%, non bisogna pagare quando si va ad usufruire del servizio sanitario nazionale. Chiaramente se si va dal privato si paga, anche se uno ha l'esenzione al 100%, all'esenzione in base alla legge. Se si va dal privato bisogna pagare. Sulle richieste, perché quando si accede al servizio sanitario pubblico deve esserci la richiesta del medico curante, e il medico curante c'è un codice di esenzione che va inserito proprio per quanto riguarda sia le visite specialistiche sia per quanto riguarda l'acquisto dei farmaci. Per quanto riguarda l'acquisto dei farmaci è vero, si paga il ticket se si scelgono quei farmaci griffati. Se si sceglie il generico non si paga, quindi questo insomma... Sì, ma anche quando il medico, ormai le ricette del medico, quindi le prescrizioni, sono fatte, vengono stampate, non vengono più scritte a mano, e il medico di famiglia ha tutto, non è che è lui che entra, mette le cifre, i codici suoi. Quando stampa praticamente una prescrizione medica con esami, farmaci, eccetera, già esce, perché sul codice fiscale del paziente già esce tutto quello a cui ha diritto, quindi se c'è un codice, per cui non è che uno deve andare con la carta, che è un poco... Quindi un po' di chiarezza, io capisco parlate bene col vostro medico curante. Forse c'è stato un difetto di comunicazione. Intanto sentiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? C'è la telefonata? Pronto? Pronto? Eccoci, da dove ci chiama? Pronto? La sentiamo, da dove ci chiama? Visanti Peppino da Catanzaro. Bentornato, un nostro affezionato telespettatore. Sì, grazie. Volevo fare una richiesta. Prego. Un cittadino che va nei vari uffici ha il diritto di essere accolto con una certa umanità, una certa gentilezza o meno? Certo, sarebbe dovere. Questo è il codice di comportamento. Perché io ho trovato bontà, dedizione solo negli uffici del controllo del pacemaker. Federica e Francesca, due angeli sono stati. Nell'ufficio dell'Inpice di Via Milano, due vigili stupendi. È il vigile dell'ospedale pugliese di Catanzaro. Altre parti non faccio nomi dove, ma sono proprio tremendi. Questo fa parte, insomma, anche dell'educazione. Poi volevo chiedervi un altro favore. Sì. Posso dare un piccolo pensiero per l'Ucraina? Certo. Breve? Certo. Pensiamo anche a loro? Certo. Allora, dove la fede manca, vive un essere privo di ogni atto violivo. Non ha dolcezza, non ha serenità, pieno di ira e di asprezza, pieno di dubbi e di amarezza. Disconosce la bontà, l'affabilità, l'onore, l'amore e l'umiltà.
con piatti ripugnanti, sfuriate, alterche grida, amarezza e inquietudine usa come abitudine. Non ha mai sorriso sulle labbra, dispensa odio e rabbia. L'orco Putin ha paura dell'Ucraina, pur sia amabile e piccina. Nel suo infernale cuore pullula l'odio verso Dio e di rancore. Per la sua conversione innalziamo le nostre prece al Signore e alla Regina della Pace, che faccia sì che ogni arma tace. Grazie, grazie molto. Vi ringrazio, grazie a voi per la gentilezza bello che avete avuto. Un pensiero per la sofferenza del popolo ucraino. Grazie, perché sì, ci sono i nostri problemi quotidiani, piccoli, grandi, alcuni che sembrano insormontabili, però lo sguardo e il cuore di tutti quanti noi è rivolto, insomma, a quello che sta accadendo davvero in Ucraina. Le immagini che ci arrivano ormai dal fronte di guerra sono davvero strazianti, e quindi ringrazio il signor Bisanzis da Catanzaro, perché insomma significa che tutti quanti noi, no, abbiamo un pensiero. Poi quello che dicevamo in apertura di questa trasmissione, le tante famiglie calabresi che hanno aperto le porte della loro casa e il loro cuore alla solidarietà, disposti ad accogliere queste famiglie che arriveranno anche in Calabria. Ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità, torneremo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, arrivano un po' di richieste anche sul nostro numero WhatsApp. Tra poco parleremo di Attiva Calabria, dell'assegno unico insieme alla dottoressa Ippolito, ma prima diamo come sempre precedenza ai nostri telespettatori con le telefonate. Pronto? Salve, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Chiamo da Reggio Calabria. Benvenuto intanto, prego. Grazie, molto gentile. Allora, avrei due domande da porre all'avvocato. Certo, prego. Allora, buonasera avvocato. Le volevo fare una domanda e due domande. Allora, io sono un autonomo che nel 2020, in pieno Covid, sono stato operato al cuore con 2 bypass. Ovviamente la mia questione contributiva ha avuto una piccola interruzione. Praticamente ho fatto la richiesta di domanda per l'assegno di invalidità luglio 2020. Mi è stata riconosciuta, però non mi è stata erogata perché negli ultimi 5 anni non avevo i 3 anni di copertura contributiva. Ho fatto un piano di rientro, io ho già versato l'anno 2019. Poi sto pagando regolarmente il 2020, 2021, eccetera, eccetera. Mi mancano i 2 anni regressi e mi riferisco al 2017 e al 2018, che ho fatto un piano di rientro. Qual è la domanda che le devo fare? È vero che se io saldo il tutto prima della scadenza dei 3 anni della domanda mi viene erogato la pensione accumulata, gli arretrati? E la seconda domanda è questa: ho tempo 3 anni esatti per poter rientrare in questo debito, per avere poi quelle 156 settimane contributive? Guardate, su questa domanda specifica l'evoluzione non lo so, normativa, questa mi riservo di rispondervi giovedì prossimo, perché per gli anni passati potete recuperare 96 settimane per gli anni passati, cioè tutta la carriera contributiva, e questo ve lo so dire per certo. I termini di 3 anni per rientrare, però, per darvi una risposta sicura, mi riservo di darvela, perché non sono sicuro se c'è questa tempistica dei 3 anni. Non lo so se la dottoressa Ippolito ha qualche notizia Quindi questo significa che noi diamo notizie certe. Allora, bisognerebbe fare effettivamente degli approfondimenti in merito, quindi sarebbe il caso che si verificano delle normative e poi si dà la giusta risposta al telespettatore, secondo il mio parere, perché effettivamente è una domanda ben specifica, quindi bisognerebbe verificare bene delle cose.
Non ho capito prima che dicevate che praticamente vi hanno riconosciuto, non vi hanno riconosciuto l'invalidità o ve l'hanno riconosciuta? No, sono stato riconosciuto, però negli ultimi 5 anni non ho i 3 anni di copertura contributiva. Vi hanno riconosciuto quanto? Il 77% di invalidità. 7,7? 7,7. Sì, però se non hai 3 anni negli ultimi 5 non ne ha diritto. Per questo sta pagando. Non l'avevo sentita. Per questo bisogna avere i 3 anni pieni di contributi negli ultimi 5 anni. Sì, stava dicendo il telespettatore. Sta pagando. Sta pagando. Sì? Che se io nell'arco dei 3 anni meno un giorno, dovrei ottemperare a questi 3 anni, mi daranno pure gli arretrati. E questa è la domanda che volevo sapere. Però questo mi devo riservare, perché devo riservarmi. Insomma, sinonimo di serietà quando si danno le risposte, quindi questo è importantissimo. Perché una domanda perché è molto particolare, sta dicendo se entro i 3 anni io saldo tutto, rientro come se avessi sempre pagato regolarmente, e allora lì mi sta parlando di un termine decadenziale bisogna del diritto, e quindi non prescrizionale, decadenziale, per cui bisogna andarlo a vedere 7 esattamente. giorni può aspettare la risposta. Se potete aspettare, ecco. Va bene, perché da qui si devono dare... Quindi ci riprovo giovedì prossimo, allora? Sì, certo. Come no. Bisogna dare delle risposte. Buon lavoro e grazie per la vostra disponibilità. Grazie a lei, bisogna dare delle risposte certe e precise ai nostri telespettatori. Da qui torno a ripetere che quando si danno da questa trasmissione notizie di leggi e quant'altro, insomma, significa che sono tutte verificate e certificate. Che qualcuno ne dica che non esistono le leggi che noi diamo. Ecco, quindi questo lo dovevo assolutamente dire, perché qua non si danno le risposte così. In via generale va benissimo, però quando si entra nel particolare... Poi quando ci sono delle problematiche, particolarità giuridiche, che è oggetto di studio che facciamo noi. Certo. Nessun serio professionista a domanda risponde su quesiti molto particolari. Quindi il nostro telespettatore da Reggio lo ringraziamo per la telefonata, quindi la risposta la posticipiamo di 7 giorni. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Buonasera, sono Luigi, chiamo da Rente. Benvenuto intanto, prego. Grazie a lei. Allora, io sono in pensione di vecchiaia dal mese di ottobre. Sì. Con 22-23 anni di contributi. Con? Praticamente sono andato al patronato ieri. 23 anni di contributi. Quanti anni? Sì. 23? 23, sì. E 67 di età, vecchiaia. Sì. Praticamente è stato fatto l'adeguamento al minimo, 523 euro, 513. Però ne percepisco 400, perché mi ha detto il patronato che poi quando si fa il 7,30 si recupera la differenza. È così? Non riesco a capire, cioè le spettano 500 euro ma gliene danno 400, ho capito male? Allora il conteggio della pensione lorda è 5,13 o 5,23, ma non ricordo. Pensione lorda? Vabbè, lorda. Lorda, sì. dice. Poi c'ho 120 euro di trattenute. Sì. Che mi ha detto al patronato che quando si fa il 7,30 si recuperano, perché non raggiungo il reddito praticamente. Io vedo la dottoressa Ippolito un po' perplessa. Allora, quando vanno in liquidazione le pensioni ci sono sempre le liquidazioni provvisorie e poi naturalmente dopo 2 o 3 mensilità di erogazione delle pensioni c'è la liquidazione definitiva. Ma non bisogna aspettare l'elaborazione del 7,30 per recuperare degli importi, perché il ricalcolo per la definizione della pensione in modo definitivo avviene nell'arco di 60-90 giorni da quando si percepisce il primo cedolino provvisorio. Quindi questo recupero di 120 euro... Sì, prego. Posso spiegare come si è svolta la cosa? Sì. Ha fatto la richiesta della provvisoria e ho ricevuto da ottobre 3,96 al mese. A gennaio sono riandato che chiediamo a detto il definitivo
E quando mi sono pagato il 1° marzo ho ricevuto 750 euro. Sono andato per restampare un cerollino e mi ha detto chi è stato sindacato, ma non lo so se mi ha detto una cosa esatta. Io gli ho fatto una domanda precisa. Io dal mese prossimo devo percepire 400 euro o 500, tutto qua. Se avete già avuto l'erogazione definitiva, che sono passati 60-90 giorni che vi hanno dato la provvisoria, il cerollino vostro definitivo è 400 e dispari euro che avete detto, non assolutamente 525. No, ma ha stampato il coso 5,23 il lordo. Ma 5,23 lordo non è il netto che prendete, c'è da calcolare poi quello che vi trattengono. 120 euro di trattenute, mi ha detto. È questo che vi dico, quindi bisogna vedere a cosa corrispondano queste trattenute, che è giusto che ci siano, però se parliamo di 5,25 lorde, il netto è sicuramente 420, 430, quello che avete detto, l'importo che avete detto poc'anzi, ma non assolutamente 525. Le pensioni con un minimo di contributi che non raggiungevano il minimo venivano adeguate, ma l'adeguamento non lo so. No, io capisco benissimo che dopo 23 anni di lavoro, una a 67 anni deve andare in pensione con 400 euro. Capisco bene che ci devono essere le trattenute, però dopo, insomma, oltre 20 anni di lavoro, no, io sono... 120 euro, siccome non raggiungo 7-8 mila euro, li recupero quando faccio il 7,30. Insomma, recupera... Guardate, spesse volte, perché sapete benissimo che per avere la pensione di vecchiaia, voi paradossalmente, no? Voi avete la contributiva, che sono minimo 20 anni. Esatto. E paradossalmente conviene più, sarebbe convenuto nell'opzione non prendervi la contributiva e andare quella classica sociale, che almeno con la sociale vi pigliate 540 euro rivalutabili anno per anno netti. Io questo dico, cioè mentre invece dopo 23 anni di lavoro praticamente 400... qui naturalmente stiamo facendo un discorso fra poveri, chiaro, perché diciamo che state male voi e stanno male anche coloro che prendono quella di vecchiaia, perché non possono esistere questo tipo di non possono assolutamente esistere. Il paradosso vostro è che con 23 anni di contributi, alti o pochi, però avete lavorato. Chi invece non ha mai versato un contributo, chi contributo non ne ha neanche un mese, prende più di voi, proprio chi non ha mai versato un contributo. Voi che avete versato... Che posso fare? No, allora... Non si può tornare indietro? È una norma liberticida, cioè... Bisogna riformare, come diciamo da sempre, proprio il sistema pensionistico. Ecco, quindi... Cioè, magari quando ad ottobre... Chiedo scusa, avvocato, io le chiedo un po' perché capisco, perché sono 100 euro, non sono tantissimi, però sono 100 euro di differenza tra la pensione sociale e quella contributiva. Di differenza. Beh, infatti, io già dicevo che dopo 23 anni che una persona ha lavorato, andarsene in pensione con 400 euro è una vergogna, insomma, è una vergogna, come diciamolo, sì, è una diciamolo vergogna. Chiaramente, cioè il nostro telespettatore quando ha fatto la domanda per andare in pensione avrebbe potuto scegliere, no, in quel caso se rinunciare. Sì. Adesso non può fare nulla. Cioè adesso che è andato in pensione non si può fare nulla. Io glielo chiedo perché lo chiedo a nome anche di tanti telespettatori che magari si fanno un po' di calcolo e dicono oddio, forse sarebbe stato meglio andare con la pensione sociale e quindi rinunciare a quei 23 anni, 20 anni di contributi. Quindi... Andare con la pensione di cittadinanza, che si prende ancora di più di questo. Allora, questo è, purtroppo ci sono queste leggi che andrebbero chiaramente cambiate, adeguate davvero alla situazione attuale, perché non è possibile. L'unica cosa che può fare il telespettatore, andare all'appatonato, siccome poi il netto, come probabilmente, come ha detto la dottoressa Ippolito, che probabilmente quello che vi corrispondono, le 420 euro, sarà quella la vostra pensione definitiva, andare a vedere se c'è spazio per l'integrazione con la pensione di cittadinanza. Sì, perché voi questo che prendete fa reddito, se c'è un po' di spazio
in modo che c'è un incremento in più con la per salire diciamo un gradino. Ecco, per sostentarvi 3 o 4 giorni in più. Certo, che questo tanta parlando. solidarietà al nostro telespettatore che ha appena chiamato, quindi magari si può fare questo tentativo e vedere se ci sono i margini, se rientra nella pensione di cittadinanza. Per avere un miglioramento. Per avere questo miglioramento. Certo. Salutiamo chi è in linea in questo momento, pronto? Sì, pronto, buonasera, chiamo da Cosenza. Benvenuta. Vorrei fare una domanda sull'IRPEF, credo alla dottoressa Ippolito, non lo so a chi, comunque io la faccio. Buonasera dottore, senta, vorrei sapere sull'IRPEF a me a febbraio mi hanno alzato l'aliquota media di uno 0,10% e abbassato di €1 le detrazioni per reddito. A marzo invece mi hanno abbassato di 2 punti l'aliquota massima che pago solo sulla 13ª dal 27 al 25 e mi hanno aumentato di €1 detrazione per reddito. E questo è l'abbassamento dell'IRPEF. Io mi sento veramente preso in giro, perché quello che pago tutti i mesi, l'aliquota media, è stata aumentata, di uno 0,10 ma è stata aumentata. E va bene così, dottore? Io mi sento presa veramente in giro. Non mi sta dica bene, lei se questo è l'abbassamento dell'IRPEF o è stato un errore che hanno fatto sulla mia pensione. Poi ho avuto, ma solo per il mese di marzo, €20 per arretrata, anticipo e imposta anno corrente. Che significa? Non l'ho capito. Dottoressa, allora. Purtroppo è così, diciamo che qualcuno già si sta rendendo conto effettivamente di quello che sta succedendo per quanto riguarda il mondo delle detrazioni. Dal 1° gennaio 2022 purtroppo è cambiato tutto, è cambiato in questo senso. Con l'inserimento dell'assegno unico ci sono le detrazioni. Che a me non spetta comunque. Come? Scusate? A me l'assegno unico non spetta, mi spetta solo la detrazione per figlio a carico oltre maggiorenne. Perfetto, quindi in ogni caso questo non vi riguarda, però per quanto riguarda le detrazioni di lavoro, dipendenti assimilati, esattamente come avete detto voi, che avete mi hanno abbassato di €1 e poi me l'hanno alzato di €1. Che cosa mi hanno fatto? Niente. Però a me questo euro non mi interessa. Chiedo scusa, dottore, volevo sapere se questo abbassamento di IRPEF che mi hanno fatto è normale. Perché mi hanno alzato di un 0,10 l'aliquota che pago tutti i mesi e di 2 punti dal 27 al 25 quello che pago solo a dicembre. Quindi questo è abbassamento dell'IRPEF. Questa è una presa per i fondelli, scusate la volgarità, ma mi sento presa in giro. Ma va bene così o è stato un errore? No, purtroppo vi devo dire che così non c'è nessun errore a tal proposito. Hanno abbassato le tasse a chi piglia €3.000. Lo sappiamo perfettamente, purtroppo è stato ci sono delle tabelle, degli scaglioni che sono disponibili anche sul sito internet che se voi andate a visionare tranquillamente vi rendete conto di questa rimodulazione che c'è stata. Quindi chi meno piglia non ha avuto l'abbassamento di IRPEF, l'abbassamento dell'IRPEF l'ha avuto chi piglia di più. Allora, ci sono degli scaglioni che purtroppo se voi rientrate anche per €1 nello scaglione successivo è normale che voi avete notato una riduzione notevole, quindi un aggravio in più sulla tassazione della vostra busta paga. Infatti, a me le tasse sono state aumentate. Come avete detto? A me le tasse sono state aumentate di uno 0,10%. Non mi è stato abbassato niente. Mentre mi sono state abbassate di 2 punti solo sulla 13ª, quindi una volta l'anno, diciamo. Quindi questo è l'abbassamento dell'IRPEF. Signora, purtroppo è così, non ci sono errori, credo, nella busta paga. Ripeto, se voi avete modo di visionare sul sito internet gli scaglioni dei redditi, vi potete rendere conto di come vengono applicate le detrazioni a partire dall'1 gennaio 2022. Quindi mi rendo conto quello che dite voi, però purtroppo è così.
Va bene signora, ci sono davvero tanti calcoli che vengono fatti a discapito sempre dei cittadini. Mai una volta che insomma, il calcolo va a premiare, no? Il cittadino, il lavoratore, il pensionato, cioè sono sempre calcoli che tolgono, no? sempre qualcosa. Abbiamo un po' di domande. Allora, con una percentuale di invalidità del 76%, le prestazioni intramoenia si devono pagare? Spieghiamo pure le prestazioni intramoenia. Noi abbiamo detto che col 66% non sappiamo l'età. 7-6, l'età non ce lo dice, qui è una domanda che ci è arrivata sul nostro numero WhatsApp, non abbiamo l'età, ma la percentuale di invalidità che arriva al 76%. Quindi... 66% ricordiamolo, perché molti anni, chi ha dal 33% in poi praticamente viene, e ci sono qui, alle protesi e gli ausili gratuiti. Dal 45% in poi entra nelle liste protette per il collocamento al lavoro. Rispondiamo alla telefonata. Rispondiamo alla telefonata perché il quesito è sull'intramoenia, perché adesso spieghiamo anche l'intramoenia. Bene che cosa... Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Buonasera. Telefono dalla provincia di Cosenza. Benvenute. Siccome assisto ogni giovedì alla vostra trasmissione interessantissima, grazie. Gentilissima lei, l'avvocato, la dottoressa Ippolito, e mi sono accanita a questa trasmissione. Siccome c'è una mia amica che praticamente il mese di gennaio le sono state detratte dal reddito di cittadinanza 300 euro. Sì. Questo mese è arrivato l'importo esatto, ma non gli arretrati, le 300 euro che gli erano state tolte. E volevo sapere dalla dottoressa Ippolito se c'è la speranza che si possano recuperare, insomma. Insomma, si sono riallineati gli importi, ma gli arretrati non ci sono, dottoressa. Allora, dobbiamo capire innanzitutto se la persona che è interessata dalla percezione del sussidio ha effettuato per caso dei lavori anche temporanei per cui no, assolutamente no. Quindi c'è stata semplicemente l'erogazione corretta della mensilità, ma non non c'è stato praticamente il ritorno dei 300 euro relativi alla mensilità di gennaio, parliamo. Come ha detto quel telespettatore prima, che gli erano stati detratti 400 euro e poi non lo so, dice se li ha ricevuti. Questa mia amica non ha ricevuto niente. In questo caso io consiglio di muoversi in questo modo. Allora, se è avvenuto già l'erogazione corretta della mensilità in corso e non avete avuto il recupero del pregresso, bisogna sempre, dopo aver fatto tutte le valutazioni e vedere che effettivamente vantate questo credito, bisognerebbe fare o una PEC all'INPS oppure, in ogni caso, se siete muniti anche di SPID personale, chi è percettore della misura potrebbe fare una richiesta diretta per vedere la motivazione per cui non ha avuto il recupero dell'importo dei 300 euro della mensilità precedente. In 48 ore solitamente l'INPS risponde. Non so se voi avete manualità in merito all'utilizzo dello SPID sul sito dell'INPS, oppure potete fare riferimento ai patronati, perché gratuitamente vi assisteranno nella richiesta di questa specifica cosa. Io la ringrazio, è una persona squisita, bella da vedere e bella da sentire, come anche l'avvocato e l'altra dottoressa. Siete persone squisite e di un'umanità immensa. Grazie. La dolcezza con cui trattate le persone, io non mi perderei mai questa trasmissione. Grazie signora. L'avvocato è simpaticissimo, è simpaticissimo. Grazie signora per l'affetto. Vi ringrazio tutti quanti. Grazie e vi voglio un mondo di bene. Grazie. Continui a seguirci, ci fa sempre piacere, ci fa piacere costruire questa rete con i nostri telespettatori, che per noi è importantissima. Allora, vediamo se riusciamo a rispondere sul 76% di invalidità e l'intramoenia, se si deve pagare. Quindi,
L'intramegna che cos'è? È ovvio che dovete pagare, perché stiamo parlando di visita specialistica ospedaliera. Allora, i dipendenti, diciamo i medici, naturalmente dipendenti presso gli ospedali classicamente, sono in regime di esclusività, cioè non fanno solamente quel lavoro e sono autorizzati dall'azienda sanitaria di appartenenza a fare parte di attività, fra virgolette, privata dentro l'ospedale, cioè usano la struttura dell'ospedale, quello che voi pagate, una percentuale va all'ospedale, una percentuale rimane al medico. Quindi si deve pagare. Quindi, ecco, intramegna significa questo, punto. Perfetto. Significa sempre un rapporto, cioè vi visita dentro l'ospedale, però non è una visita prenotata col ticket Certo. dentro l'ospedale, è intramegna, voi volete quel medico e quel medico viene pagato, una parte va all'azienda e una parte rimane al medico, quindi la dovete pagare indipendentemente dalla invalidità. Dall'invalidità, dall'esenzione. Altrimenti, per avere l'esenzione, vi fate la trafila, prenotazione e poi all'interno dove si svolgono le visite specialistiche, vi fate la visita specialistica gratuita. Allora, noi abbiamo un po' di telefonate in coda, però dobbiamo dare la linea alla regia, torneremo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora ci ha collegato con noi anche il dottor Cristian Scalmazzi, che saluto. Gli facciamo subito una domanda, dottore Scalmazzi, perché ci arrivano anche queste domande, perché la pandemia purtroppo non è assolutamente alle spalle. Continuano purtroppo ad esserci contagi, persone che si assentano dal lavoro e ci chiedono: ma la malattia Covid viene pagata? Mi risponde tra poco, dottore Scalmazzi, perché abbiamo prima una telefonata. Pronto? Sì, buonasera. Volevo chiedere una cortesia, volevo fare una domanda all'avvocato. Prego. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Avvocato, io sono in pensione da 5 anni. 2 anni prima che andassi in pensione, l'amministrazione dove io lavoravo ha fatto una riqualificazione. Naturalmente, dopo un anno che sono andato in pensione. Sì, riqualificazione. Sì. Ha riqualificato il personale in base all'anzianità e in base ai titoli che uno aveva. Sì. Dopo un anno che sono andato in pensione, naturalmente mi è stata riconosciuta questo tipo. L'ente in cui lavoravo mi ha pagato tutto quanto, però soltanto l'INPS da 4 anni non mi ha mai adeguato a questo tipo di pensione, non mi è riconosciuto ancora. Siccome non so il periodo delle prescrizioni, se questi soldi si prescrivono, come devo fare per avere questa cosa qua e che posso fare per avere, a chi mi devo rivolgere per avere questi soldi? Da quanti anni siete in pensione? Dal 2018. Ve lo dico io, sono 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, per cui avete un altro anno abbondante e mezzo, però fatelo domani mattina. C'è un anno Quindi di tempo. la prescrizione dei crediti previdenziali sono 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, per cui avete 1 anno e 8 mesi per pensarci, fatelo domani mattina. Come si fa? Ve ne andate al patronato e al patronato vi fate scrivere, lo fanno online le istanze, all'INPS per chiedere questo, in modo che si interrompe la prescrizione. Andate a chiedere all'INPS questo riconoscimento. Nel frattempo che ci siete, lo abbiamo già ricordato da qualche settimana fa, vi fate con l'occasione un ricalcolo, diciamo, dei periodi di malattia che avete avuto durante la vostra carriera contributiva, durante la vita lavorativa, perché avete la possibilità di recuperare fino a 96 settimane. Ok. A livello contributivo, che io ho lavorato. Cioè quando siete stati malati, assenti dal lavoro per malattia, durante tutta la vostra carriera lavorativa, l'INPS vi consente di recuperare fino a 96 settimane, che, dato che dovete ricalcolare, non va male.
Quindi allora, a tempo 1 anno e 8 mesi più. 1 anno e 8 mesi, comunque prima vi recate e prima avete risposte, prima... Ma scusate, una cortesia, il vostro patronato dove... Non è un patronato. No, io sono Codacons, però non ricevo privatamente. È uno che ha... Qualsiasi patronato va bene. I patronati... Dottore, è una parola grossa. Chiaramente guardate, se lasciate il numero, trasferiamo il numero ai nostri consulenti, ecco, possiamo fare questo. Il dottore Scalmazzi e la dottoressa Ippolito, per cui verrete contattati. Solo questo, però io lo devo... solamente questo, ecco. Noi chiaramente tutti i patronati che sono sul territorio fanno un lavoro incredibile, poi magari c'è qualcuno che non si trova bene con un patronato, cambia, perché ci sono davvero tantissimi patronati sul territorio, quindi possiamo fare questo, giriamo il numero ai nostri consulenti. Giusto, dottore Scalmazzi, siamo sempre pronti ad aiutare. No? L'importante è che sapete che questa è la prescrizione, è quello che vi ho detto, punto. Per cui siete con molto anticipo. Perfetto. Allora, l'unica cosa che possiamo fare è questa. Dottore Scalmazzi, intanto, ben trovato. Ben trovati pure a voi. Allora, ma questa malattia Covid si paga? Purtroppo è l'apoteosi del controsenso la malattia Covid. Abbiamo uno stato di emergenza per il Covid fino al 31 di marzo del 2022, però il governo Draghi si è dimenticato di rifinanziare il fondo che era stato finanziato dal governo Conte a marzo 2020, che prevedeva il pagamento dell'indennità di malattia nel caso un dipendente diventava positivo al virus. Tenete presente che la malattia è stata riconosciuta fino al 31 dicembre 2021 in virtù dei fondi messi a disposizione dai precedenti governi. Da gennaio 2022, non essendoci copertura, né i dipendenti pubblici né i dipendenti privati ricevono alcuna indennità per la malattia e le assenze per Covid. Quindi il nostro dipendente sarà costretto a pagarsi da solo i giorni che non potrà andare a lavorare per causa della pandemia. Quindi cosa dovrà fare? Dovrà utilizzare o i permessi o le ferie per ricevere una retribuzione nei giorni che non si potrà recare al lavoro. Purtroppo è un controsenso, ma oggi viviamo anche questa situazione. Davvero un controsenso, avvocato, ma come associazione di consumatori non si può fare niente. Perché, noi vi abbiamo ma le associazioni non solo dei le associazioni dei consumatori, ma anche i sindacati, soprattutto, come si stanno facendo presente numerose situazioni al governo, ma sembra che non vogliano ascoltare le voci che arrivano dal basso, perché oltre ai problemi collegati alla malattia Covid, vi ricordo sempre che c'è ancora il problema aperto delle rottamazioni Equitalia, dove per quanto riguarda sia il saldo e stralcio che la rottamazione ter, risultano che non hanno pagato il 43% dei contribuenti per via dei piani di scadenza rimodulati dal governo, che i contribuenti non sono riusciti a rispettare, che non hanno quindi pagato e che oggi sono decaduti. L'unica cosa che permettono è di rateizzare tutto il debito senza nessuno sconto entro il 30 di aprile in 72 rate. Dottore Scalmazzi, lo vogliamo dire che praticamente il governo si è dimenticato la legge del 24 dicembre 2019 che era il condono tombale della legge dello Stato, e i decreti attuativi dovevano essere emanati entro 90 giorni, quindi il 24 marzo 2020. È venuta la pandemia, quindi siamo con una legge che finalmente tombale per coloro che hanno debiti con l'erario. Questi decreti attuativi, colpa del Covid o meno, ma hanno fatto 500 decreti nel frattempo e non vengono emanati. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Diciamolo, perché diciamolo che qua si sta in una vacatio, quindi un'assenza di normativa, e c'è una legge dello Stato già approvata 24 dicembre 2019. Allora bisogna, intanto saluto chi è in linea in questo momento, però bisogna ricordarglielo al governo, perché ci sono i contagi purtroppo qua in Calabria non sono diminuiti. Ci bombardano di un sacco di cose, per cui la distrazione è di massa voluta, e quindi
prima le rate si potevano saltare 10 rate consecutive senza saltare la rottamazione, adesso sono diventate 5. Non ci sono più quelle, diciamo, quelle premialità, ma c'è una legge approvata. Davvero quindi proprio di condono tombale si chiama. Certo, bisogna vedere questa situazione perché riguarda tantissimi cittadini, riguarda tantissimi lavoratori, il fatto che non si assentano dal lavoro perché sono malati, hanno il Covid. Non bisogna incentivare con questo praticamente di dire fesserie, perché se il Covid porta tosse e febbre si denuncia un'influenza mentre invece è Covid per essere pagata la malattia. Quindi non dobbiamo nemmeno costringere, ecco, perché qua diventa ad aggirare l'ostacolo, perché a qualcuno potrebbe venire in mente di non autodenunciare lo stato di Covid, per cui che sono pericolosissime queste derive. Certo, intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Buonasera, Salve. chiamo da Catanzaro. Benvenuto. Grazie, volevo sapere se io ho l'esenzione al ticket per la patologia. Se questo può essere esteso anche ai farmaci. Certo. Ma voi avete l'esenzione per patologia, non avete nessuna residuo invalidità, un esito invalidante ce lo avete da questa patologia oppure non vi ha, non avete nessuna... Ho solo l'esenzione al ticket quando faccio la visita cardiologica. Ma anche i farmaci. Vi siete mai fatti valutare una percentuale? E fatevelo fare dal medico curante, perché l'esenzione per patologia è collegata a un'invalidità. È chiaro. Però sui farmaci, i farmaci che servono per le patologie... I farmaci per patologie... Allora, i farmaci e i protocolli terapeutici per patologia sono assolutamente gratuiti. Quindi voi ce l'avete il codice per patologia che vi ha... E allora non pagate niente, non pagate niente. Sulla tessera sanitaria? Certo, i farmaci che... La tessera sanitaria... Sono esentata dal ticket. Ok, perfetto. E anche sui farmaci, quindi... E quindi qual era la vostra domanda? Qual era la domanda, signora? Cioè lei ci aveva chiesto... La domanda è se questa esenzione dal ticket per le visite specialistiche se può essere estesa anche ai farmaci. Ma se i farmaci riguardano la patologia, è la prima cosa, i farmaci. Chiaramente se lei ha una patologia cardiaca avrà un piano terapeutico con i farmaci per quella patologia. Se poi prende altri farmaci che non sono legati alla patologia, in caso non ci sia un'invalidità, chiaramente quei farmaci non rientrano nell'esenzione. Però io mi riferivo mi riferivo ai farmaci che prendo per la patologia. Certo, quelli per esempio sono... per l'insufficienza mitralica. Quelli sono gratuiti. Allora, chiaramente il suo medico curante, quando va a prescriverle questi farmaci, metterà il codice di esenzione, perché il suo medico curante conosce il codice di esenzione per la sua patologia. Certo. Quindi quando lei va in farmacia a comprare questi farmaci, il discorso che diciamo un po' da tanto tempo, allora se lei prende il farmaco griffato, quello famoso, si paga un tot sul ticket, se invece si sceglie di prendere il generico non si paga nulla. Credo che anche il suo farmacista glielo chiede, vuole originale oppure il generico? Generalmente i farmacisti lo chiedono ai pazienti. Quindi per quanto riguarda la patologia, ma perché, scusi signora, lei ci fa questa domanda perché paga i farmaci? Signora? Ho capito. Sì. Voi pagate i farmaci? No, io pago il ticket. Sì, chiaramente era questo il discorso, quindi lei ha l'esenzione. Chiaramente ho l'esenzione, pago soltanto il ticket. Sì, è chiaro. Però siccome sono tanti i farmaci, alla fine poi la cifra. Il discorso è quello, se si sceglie il generico non si paga nulla. Se si sceglie il farmaco originale, chiamiamolo originale o griffato, c'è questo contributo che... Io trovo anche questa cosa assurda, signora, perché se un medico, perché non è la sola, questo purtroppo accade, però se un medico segna quel farmaco
perché bisogna far pagare, avvocato, ai nostri, a sì. queste persone che... No, perché? Io non riesco a capire. Purtroppo accade questo. Cifra. Insomma, la mia domanda era anche comprensiva di questo, perché dico, se questo ho diritto a prescindere dal reddito. Certo, no, sulla patologia c'è l'esenzione sì. ticket, ok? Quindi se si sceglie, le ripeto, il generico. Non paga nulla. Però io capisco molte persone che sono abituate a quel farmaco, che magari il generico ha lo stesso principio attivo. Ma io è una vita che prendo per questo motivo tante persone che dicono vabbè, pago il ticket, però mi fido di più di quel farmaco che mi ha scritto sulla prescrizione il mio medico. Capisco, chiaramente. Per questo, signora, io mi chiedo, ma da tanto tempo, perché bisogna farli pagare? No? Se uno ha l'esenzione, io me lo chiedo sempre. Sì, poi sono il potere delle big farm. Le prendo ogni giorno, quindi poi alla fine, insomma... Capisco che si va a fare un po' la spesa poi in farmacia, perché chiaramente si viene fuori dalla farmacia con una busta di farmaci. Sì, come se uno andasse al supermercato. Infatti, capisco benissimo. Sì, comunque la risposta è quella, signora. Sì, si ha diritto all'esenzione. Io vi ringrazio infinitamente. Grazie. Grazie a lei. Sono riconoscente siete stata esaustiva e quindi vi ringrazio. Grazie tanto a lei, signora, grazie tantissimo. La ringrazio anche perché ha sollevato questo problema. Noi ne parliamo insomma da diverso tempo. Bisogna, tra virgolette, costringere il paziente ad acquistare il generico per non pagare nulla. Allora, perché? È una domanda che rimarrà senza risposta sicuramente. È chiaro, ci sono gli interessi delle case farmaceutiche, eccetera, eccetera, però io trovo che questo sia un caso di diritto negato nei confronti di tante persone che hanno Chi ha una patologia specifica, non vedo perché il farmaco che più aggrada non deve essere riconosciuto. Ma certamente. Assolutamente. Va bene, torneremo a parlarne, chissà, insomma, perché sono davvero tantissime le persone che hanno le esenzioni, però devono pagare pur avendo le esenzioni. C'è una domanda per la dottoressa Ippolito. Allora, invalida, no, questa è un'altra domanda che tra poco faremo, c'è un'altra domanda per la dottoressa Ippolito. Ha sentito del sostegno al reddito per disoccupati, è vero che può fare domanda anche chi percepisce la NASPI? In questo caso si dice di fare domanda entro 60 giorni dall'inizio della NASPI. Dottoressa, questo è quanto ci scrivono sul WhatsApp. Non è chiara la domanda, perché la NASPI è già una forma di sostegno al reddito. Quindi parliamo di parliamo di Attiva Calabria, se può fare la misura Attiva Calabria nonostante sia percettrice o percettore di NASPI? Se è questa la domanda, no, perché la NASPI è già una misura di sostegno al reddito e qualora una persona la percepisce non ha diritto a poter fare la richiesta di Attiva Calabria. Se si riferisce a questo, perché? Oppure non è chiara la domanda? No, io le ho letto la domanda così come ci arriva, poi chiaramente non so se è un telespettatore. Può fare domanda di sostegno al reddito, in che senso? Reddito di cittadinanza? Per disoccupati, quindi io non so, io le sto leggendo in effetti la domanda che ci è arrivata. Oppure se può fare richiesta di reddito di cittadinanza se ha la NASPI in corso? Questo non lo so dire, magari chiediamo alla nostra telespettatrice o telespettatore se vuole intervenire in diretta. Perché chiara nel fare la domanda, così riusciamo a dare... Vediamo un pochino per dare una risposta. Poi c'è un'altra domanda che riguarda una signora, ci scrive: sono invalida, mi hanno assegnato l'80%, posso fare la domanda per la 104 perché mi sono venute altre patologie. Beh, chiaramente l'aggravamento si può sempre fare, sempre è un percorso medico, ecco, deve andare a fare il certificato medico dal medico curante per richiesta di aggravamento, bisogna andare al suo patronato di fiducia, gli trasmetteranno la domanda,
verrà chiamata a visita e poi ci sarà un verbale dove se la signora avrà il 100% riconosciuto poi avrà diritto a richiedere 104 e quant'altro. Beh, è chiaro, i benefici che ne derivano dalla... Questo ci sono le commissioni mediche che chiaramente devono valutare se esistono le condizioni affinché ci sia l'aggravamento delle condizioni. Certo. Questo non lo però è chiaro che se una persona ritiene di non essere in grado di svolgere le normali attività quotidiane, se viene comunque respinta la richiesta da parte della Commissione si può fare sempre ricorso, quindi gli avvocati credo che insomma siano oberati, no? Entro 6 mesi da quando vi arriva la comunicazione dell'esito della visita effettuata presso la prima commissione sanitaria dell'INPS. Perfetto, il passaggio è sempre prima medico curante. Poi medico curante invia online la domanda e poi praticamente sarà la prima commissione che vi chiamerà a visita e valuterà le condizioni sanitarie. Perfetto. Dottoressa, parliamo un po' di bonus, no? Il gas, l'energia, perché il periodo davvero è difficilissimo, cioè stanno arrivando delle bollette, abbiamo delle segnalazioni di bollette del gas di quasi 500 euro, persone anziane che percepiscono una pensione al minimo di 510-520 euro. Ci scrive una signora, questo mese è arrivato 350 euro di Enel di luce, 418 euro di gas, dice io questo mese per pagare le bollette non mangio, cioè non è così. Però chissà con questi bonus come funzionano, chi ne ha diritto, torniamo a parlarne perché davvero questo è un momento difficilissimo, perché ricordiamo poi sulle bollette, se uno ha la pazienza di andarsi a leggere, no, tutto quello che c'è allegato al tagliandino che poi si deve andare a pagare, si vedrà che chiaramente che i consumi incidono in una minima parte, perché sono più che altro compongono questa bolletta IVA, oneri di sistema e quant'altro, quindi davvero su consumi magari minimi arrivano queste bollette esagerate. Allora dottoressa, parliamo un po' di bonus. Allora, brevemente dico che la cosa principale da fare per poter verificare se si ha diritto al bonus energia, quindi alla riduzione della bolletta di energia elettrica e di gas, è quello di chiedere l'elaborazione del modello ISEE. Sulla base dell'elaborazione, in base al valore che esce, se parliamo di nuclei familiari formati da una singola persona con un ISEE al di sotto di 8.265 euro, si può avere diritto alla riduzione in automatico, quindi senza presentare nessun modulo da nessuna parte, si ha diritto alla riduzione della bolletta dell'energia elettrica e del gas, oppure per i percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza, oppure nuclei familiari che hanno almeno 3 figli a carico con un ISEE fino a 20.000 euro. Quindi la cosa principale da fare è chiedere l'elaborazione del modello ISEE. Sulla base del valore che esce si vede se poi si ha diritto ad avere questo piccolo beneficio, che poi alla fine non è così piccolo. Perfetto, vedendo queste cifre, dottoressa, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Siamo da Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Grazie. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Per gli ospiti della trasmissione che, come si dice, collaborano in tutto e danno ottime spiegazioni. Adesso voglio dire però la mia. Io ogni giovedì vi seguo, no? E vi dico la verità che per quanto mi piace questa trasmissione mi fa innervosire. Ecco. Mi fa innervosire. Amore e odio. Mi fa innervosire. No, a me l'emittente è un'emittente che stimo, anzi vi faccio sempre i complimenti, quello. Certo. Però, accettiamo le critiche. Mai una volta, adesso la dottoressa sicuramente farà il solito sorrisetto, che si pensa per i lavoratori con busta paga media, che sono esclusi da tutto.
Mo la fate arrabbiare, che è molto carica. In chiusura di trasmissione. Sul reddito di cittadinanza che vi dice due cose semplicissime. No, sì. Ma io non dico niente, io dico soltanto, no, che comunque si potrebbero fare tutti quanti portavoce per un po' sollecitare che non è giusto che lasciano lavorare tranquillamente le persone in nero, presentare, allora l'ISEE ormai è diventata la giustificazione per tutti, ma perché lavorano tutti quanti in nero. Guardate, io mi sento pure brutto fare questa telefonata, la mia è una protesta, spero civile, però siamo circondati ormai da persone. Giustamente dico pure che lo Stato, non è che lo Stato può mettere un carabiniere addosso a ogni cittadino, ma ne fanno di cotte e di crude. Basta entrare in un supermercato e vedere chi usa la tessera gialla, è veramente uno schiaffo a chi non ce la fa con il reddito di cittadinanza, che è un 5% che non ce la fa. Perché c'è un 5% che non ce la fa per davvero. Certo. Se pensiamo che la pensione dell'invalida d'età è 280 euro e queste persone, il 90% arriva a prendere 1.400-1.600 euro con assegno unico e tutto, ma veramente, cioè, c'è gente che lavora 6-8 ore al giorno con busta paga che non le prende queste cose. E allora, da marzo perderà anche gli ANF. Allora ci dobbiamo tornare però la prossima settimana. Mi fa una promessa, mi chiama in apertura della trasmissione, visto che ci segue tutte le settimane, perché io devo chiudere, il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi ci torneremo la prossima settimana perché non abbiamo tempo per far rispondere i nostri ospiti. Grazie per questa segnalazione. Io intanto saluto la dottoressa Ippolito. Grazie dottoressa, risponderemo prossima settimana. Buona continuazione. Era già pronta, so, per rispondere, era già carica. Era già carica, la facciamo sfogare la prossima settimana. Grazie al dottor Cristian Scalmazzi, anche con lei parleremo prossima settimana. Grazie all'avvocato Pierpaolo Rodighiero, al nostro Luca Chito in regia e come sempre ai nostri telespettatori. Alla prossima, arrivederci.